Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una trappola che ha utilizzato Bobby Fischer, con la quale ha vinto diverse partite, e voglio insegnartela, che è veramente micidiale. Vediamo un po' quali sono le mosse che caratterizzano questa trappola, ed è una trappola che fa il bianco al nero. E4 per controllare questa casa centrale e questa semicentrale. C5 per controllare la casa di 4. Siamo all'interno della difesa siciliana. Ora lo scopo del bianco è quello di sviluppare il cavallo F3 in modo tale da sorreggere la spinta del pedone D4 e aprire subito così il centro. Cavallo C6 per rafforzare il controllo sul centro. Tuttavia ora nulla impedisce al bianco di fare questa spinta, dato che questo pedone è sorretto anche dalla donna. Qui è praticamente obbligatorio cambiare, cambio, e adesso solitamente per entrare nel dragone si gioca D6, ma qui il nero gioca G6, quindi questa trappola si può fare solo in questo tipo di variante che si chiama dragone accelerato, dove il nero essenzialmente vuole mettere subito l'alfiere in fianchetto per creare subito pressione su questo cavallo, senza tra virgolette perdere il tempo di una spinta centrale come D6. Cavallo C3, sempre per aumentare il controllo sulle case centrali. Alfiere G7, come dicevamo prima, per attaccare due volte il cavallo, che ora è difeso solo dalla donna. Alfiere 3. Mossa di routine in questo tipo di posizione, l'alfiere camposcuro va a sostegno del proprio cavallo e dà la possibilità a seguito di donna D2 di arroccare lungo e quindi dar via così a partite veramente complesse. Cavallo F6, il nero non perde tempo, continua a fare mosse di sviluppo senza spingere i pedoni centrali in modo tale da arroccare il prima possibile per poi organizzare un attacco o comunque una difesa. E ora è il turno per il bianco di spingere questo alfiere. Dove lo si può mettere? Bobby Fischer decide di muoverlo in C4. Questo alfiere da C4 è fortissimo, è senza dubbio la migliore casa, proprio perché ha una gittata enorme, ha una bellissima diagonale, e non dimenticarti mai che del punto debole F7, dove spesso e volentieri ci sono parecchi sacrifici. Arrocco corto, il nero si sente al sicuro, no? Ha sviluppato bene i pezzi, manca solo questo alfiere campochiaro da sviluppare, ma per il resto è messo bene, ha arroccato, si sente in una botte di ferro. E adesso attenzione, mossa importantissima è alfiere B3. Bobby faceva spesso questo tipo di mosse, sono importantissime. I grandi maestri, impara bene questa lezione, i grandi maestri quasi mai lasciano i propri pezzi sospesi. Cosa significa? L'alfiere C4 è un pezzo sospeso, cioè un pezzo che è lì, attualmente non è minacciato da niente, però non è protetto da nessun altro nostro pezzo, quindi vuol dire che in futuro, tramite tatticismi, tramite sacrifici, tramite qualcosa, il nostro avversario potrà far leva su questo pezzo sospeso. Perciò preferiamo perdere un tempo per portare l'alfiere in B3, dove da B3 è super protetto dal cavallo, i due pedoni e anche dalla donna. E non solo, rafforza anche questi tre pedoni, perché difende il pedone A2, il pedone C2 e difende allo stesso tempo anche il pedone B2 da attacchi frontali. Quindi è una mossa molto importante. E ora la trappola viene attivata solo, e dico solo, se il nero gioca cavallo A5. L'idea di cavallo A5 è quella di andare a cambiare il cavallo per l'alfiere e quindi di togliere questo alfiere che abbiamo detto essere fortissimo, poiché controlla veramente delle bellissime case. Ora ti faccio vedere come parte la trappola. E5. Ta-da-da-dan. Ora ci sono 4 possibili risposte, 3 sono sbagliate e una è giusta. Vediamo subito quella giusta. La continuazione giusta, ma dubito che il tuo avversario lo veda in partita, è cavallo B3. Abbiamo perso intanto un alfiere, tuttavia guadagniamo il cavallo, perdiamo la torre, guadagniamo l'alfiere. Adesso questo cavallo è perso poiché qui non può andare, perdere per perdere, almeno si sacrifica su un pedone. E adesso donna per C2, re
per pedone e ci ritroviamo davanti a questa situazione assolutamente giocabile. Tuttavia, anzi, tra l'altro appunto il nero qui c'ha questo alfiere camposcuro, sembra che deve ancora svilupparsi, no? C'è tutti i pezzi in ottava traversa, quindi per il bianco è assolutamente giocabile come posizione. Ma se torniamo indietro di qualche mossa, su cavallo a5, spinta in e5, il nero non gioca questa mossa che abbiamo detto è corretta, ma fa un'altra mossa. Per esempio, che mossa può fare? Allora, cavallo g4 da escludere poiché c'è la donna e lo catturerebbe subito. Cavallo in h5, qual è la mossa che impedisce al nero di giocare cavallo in h5? Assolutamente la spinta su g4. Il cavallo si ritrova bloccato immediatamente. E l'unica casa di fuga per questo cavallo, ovviamente neanche d5 funziona poiché è in presa, è cavallo in e8. Sembra tutto ok, ma ecco che c'è il colpo tattico che ti prego di ricordarti. Alfiere per f7. Wow! E ora essenzialmente ci sono due possibilità: o catturare con il re o catturare con la torre. La mossa corretta è catturare con la torre. Vediamo prima cosa succede con la cattura di re. Riesci a vedere qual è la mossa che ti fa continuare la combinazione? Ti lascio 10 secondi per pensarci. La mossa corretta non è, ahimè, donna in f3 scacco, ma è cavallo in e6. La donna è questo pedone praticamente inchiodato, poiché se catturiamo si perde la donna. La donna non ha vie di fuga perché qui c'è il cavallo, qui c'è l'alfiere. L'unica rimane catturare col re, ma con la cattura del re c'è lo scacco matto in 6 mosse, cioè lo scacco di donna, il re può andare solo in f5, sacrificio di pedone per aprire le colonne, torre g1 scacco, re in h4, alfiere g5 scacco, re h5 e su donna d1 c'è il bellissimo ed elegantissimo scacco matto. Torniamo indietro, vediamo cosa sarebbe accaduto sulla cattura di torre. Semplicemente su questo tipo di cattura ci sarebbe stato ancora una volta cavallo in e6. Sempre la donna, poverina, non sa dove andare e quindi la situazione è tragica. Hai capito? Quindi puoi utilizzare questa trappola solo nel dragone accelerato e solo che dopo aver fatto questa ritirata il tuo avversario ti gioca cavallo in a5. A questo punto spingi in e5, il tuo avversario molto probabilmente ritirerà questo cavallo in e8 e a questo punto sappi che hai vinto la partita. Sacrificio, cattura probabilmente di torre e non di re il tuo avversario e niente, c'è questa qui, si perde la donna. Molto ma molto bella. Bene, spero che anche questa trappola, questo video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito ad iscriverti al canale, a lasciare un like, lasciare un commento e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!